Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada a pochi metri da casa. È morto così ieri, poco prima delle 20, Gianni Bordin, 63 anni, di Montebelluna. L'incidente si è verificato nella frazione di Biadene, sulla vecchia Feltrina, all'altezza dell'incrocio tra via Erizzo e via Pizzolotto. L'incidente ha visto coinvolte due auto, una Fiat 500 ed una Punto, che procedevano in senso opposto. Ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri l'esatta dinamica del tragico investimento. Pare che la prima auto, la 500, abbia sfiorato o urtato di striscio il pedone che, forse rotolando a terra, è stato travolto dall'altra vettura e sbalzato a diversi metri di distanza. L'impatto è stato molto violento e purtroppo non ha lasciato scampo a Gianni Bordin, che è morto praticamente sul colpo. Al momento dell'incidente pioveva a dirotto a Biadene e la scarsa visibilità potrebbe essere una delle cause della tragedia, in un punto peraltro più volte al centro delle polemiche da parte dei residenti, proprio per la sua pericolosità e scarsa illuminazione. La Feltrina è pericolosissima, ci vuole 15 minuti per attraversare la strada e di solito fanno anche incidenti, spesse volte. E sempre ieri sera, poco dopo le 17, in viale Mazzini a Montebelluna, un altro pedone è stato investito da una vettura. L'uomo, 57 anni, del posto, è ancora ricoverato all'ospedale San Valentino in gravi condizioni.